Everybody moving. Senz'altro. Lo sentite? Il rumore della connessione con il cosmo del nostro guru indiano. Ramen Hafazoi. No, Ramen Hafazoi. Ramen Hafazoi. Ramen Hafazoi, Pippo. Ma non sei veneto, sei indiano. Ramen Hafazoi che ci porterà l'oroscopo della settimana. Ma non era uno che fa oroscopi più vicini dell'India? No. Prego, maestro. Capricorno? Ah, è il mio segno. Davvero? È proprio azzeccato per te. Ma perché? So che la tua ragazza quest'estate è stata a Capri per lavoro, vero? Sì, è vero. Ricordo, è tornata molto felice, vero? Ma felicissima. Sa tutto. Non sembrava neanche un viaggio di lavoro, è stata proprio soddisfatta. E infatti come si chiama il tuo segno? Capricorno. Ecco perché della sua felicità. Ah, ma povero No. Pippo. Andiamo avanti. Voglio poi. cambiare segno. Forse ti conviene cambiare tosa. No, maestro, dai. Dicevo Capricorno. Al lavoro vai forte, ma Bene. solo per i primi 5 minuti. Poi? Ti chiudi in bagno a guardare Instagram e non fai più nulla. Così non va bene. No. Se il tuo capo ti chiede di fare uno sforzo in più, ascoltami. Prima dello sforzo, però, esci dal bagno. Qua. Ma scusi, io farei lo sforzo e poi uscirei dal bagno. Toro, hai presente quel proverbio? Prendi il toro per le corna? Ecco, sappi che l'ha inventato tua moglie. Ma povero Pippo e povero Chissà, Toro. forse è la ragazza di Pippo e Toro. Ascolta, basta con queste insinuazioni. Anzi, ciao amore mio, non ascoltare queste cose. Guarda Proseguiamo. Leone. Il mio. I tuoi figli stanno crescendo e ti fanno domande a cui non sai dare risposta. Perché nei Promessi Sposi i cattivi erano i bravi? Ah, vero? Perché il casco che indossi per proteggersi si chiama chiama proprio casco? casco? Beh, cioè, effettivamente. Perché il foglietto delle medicine che dovrebbe dirti la verità si chiama bugiardino? È vero. Caro amico del leone, quando i tuoi figli ti chiedono qualcosa che tu non sai, usa la frase magica che risolve ogni problema. Sono curioso, ma penso di conoscerla. Anch'io. Domanda che a tua mamma. Bravo maestro, bravo. Ora vedo che siete degli esperti anche voi e chiudiamo quindi con la consueta pillola di saggezza. Proteggiti da chi ti vuole far male. Bello. Allontana chi ti vuole ferire. Giusto. Chiudi le orecchie per non sentire le critiche degli altri. vero. Però anche te, la prossima volta evita di scoresare in ascensore. No, maestro! Però c'è del vero. Ringraziamo il guru Ramen Hafazoi. No, sei proprio Ramen Hafazoi stavolta.